E infine abbiamo la grande stufa, la stufa di Villanova, di Luca, no? Una stufetta che ha una potenza, io capisco, ma mi dicono che una potenza di 13,2 MV, no? Sia molto elevata. E come diceva lei prima, sono biomasse che servono non per, servono per far, cioè è un'industria che non fa più industria, non fa commercio. Ora la gente pensa che insomma i comuni e tutto questo, siccome non ci sono limiti, non ci sono muri che dividono i comuni, no? Il vento passa attraversando senza remore, senza arpa o senza altre cose, no? Sono convinti che il comune di Portogruaro avrebbe dovuto senz'altro dire qualcosa, non si può avere taciuto su Villanova, ed è una cosa gravissima, perché ripeto, io non so, ma mi hanno detto che la stufa di Villanova è terrificante. Ora, c'è questo senso di rispetto eccessivo per... Prego, secondo voi è possibile che voi continuiate a fare riunioni con i sindaci del mandamento, i quali regolarmente votano contro il mandamento di Portogruaro? Che il sindaco di Fossalta sia così favorevole senza nessun dubbio, ed è un sindaco, mi sembra, del mandamento di Portogruaro, che sia così felice e contento che ci sia la stufa, no? Avete coscienza allora che la conferenza, e ho finito subito, dei sindaci del Veneto Orientale è una gran, scusatemi, porcata, perché è possibile che a San Donà di Piave non ci sia posto per nessuna biomassa e tutte quante arrivano a Portogruaro? Che cosa fate? Perché non vi ribellate? Perché non le dite queste cose? Pare che... No, non le dite, non le dite, le dico io, e io no, passo da cretinetti, no? Ma questa è la verità. Sì, però mi pare, se posso rispondere, alla gente interessa sapere le cose vere, interessa sapere perché ci sono 5.500 domande di gente che vuole fabbricare ancora, vuole sapere quante migliaia di fabbricati ci sono invenduti. Perché fabbricare ancora? Come in via San Giacomo, 10 ettari che saranno cementificati. È inutile che parliamo di polveri sottili o di cibo, quando noi stessi rubiamo qui a Portogruaro il terreno al cibo. Chiedo scusa, ho finito. Sì, mi pare che ha messo sul tappeto un'infinità di questioni per cui... sono cose importanti, Simone. Non c'è problema, la gente crede che non c'è dubbio che le cose siano importanti, volevo solo dire che potremo rispondere per è una conferenza stampa, io ho lanciato un'idea. Mi lascio un attimo concludere il mio ragionamento per cortesia, perché sennò rischiamo di parlarci uno addosso e basta. Insomma. Allora, sì, lei ha messo sul tavolo un'infinità di questioni. Allora, riguardo alla centrale di Villanova, ci sono tanti aspetti da considerare. Uno è che, come diceva prima il sindaco, la normativa ha consentito al Comune di Fossalta di portare a casa la sua, tra virgolette, centrale a biomasse senza coinvolgere il Comune di Portogruaro. Bene, cioè la normativa, questa è una nota assurdità, non prevede neanche la valutazione di impatto ambientale per centrali di biomasse, solo analisi ambientale, valutazione ambientale. Un normale valutazione di impatto ambientale aveva obbligato il Comune di Fossalta che voleva il Portogruaro. Noi siamo stati coinvolti, noi non siamo coinvolti in nessun passaggio della centrale di Villanova. E tra l'altro, mi diceva l'altro giorno Claudio Fagotto, è riuscito ad avere un'approvazione velocissima, che non è molto più rapida di tutte le altre centrali, sicuramente delle nostre, delle altre nostre. Quindi in tempi brevissimi loro hanno fatto il progetto e se lo sono portato a casa e approvato in tempi rapidissimi. Abbiamo saputo, vi garantisco questo, almeno personalmente, dal giornale, dal Gazzettino, che aveva approvato la centrale di Villanova con le compensazioni, con le ciclabili. In questo modo abbiamo saputo della proposta della centrale di Villanova. È chiaro che ne siamo preoccupati, una centrale che ha confine con il nostro territorio. Abbiamo contattato
abbiamo detto, noi diciamo che siamo contrari alle centrali a biomassa dappertutto, non solo a Portogruaro. Abbiamo contattato il comune di Fossate, fatto un incontro, loro sono convintissimi che non fa niente, non fa male, che va bene, che è utilissima. Per cui noi abbiamo di fatto perso il momento per fare eventuali ricorso al TAR perché era troppo tardi. Abbiamo saputo che era già troppo tardi per fare anche eventuali ricorsi al TAR, tanto che anche i stessi comitati sono tra virgolette obbligati ora a cercare altre strade per ostacolare la centrale di Villanova. Non abbiamo nessun problema o timore reverenziale o sudditanza con il Barzotto, nel nostro specifico, anche se l'avessimo avuto, non c'era più tempo per poter dimostrare la nostra buona fede o cattiva fede nei confronti della Zignago, perché appunto il percorso è stato fatto in tempi rapidi e noi siamo stati accantonati, messi in un angolo, grazie alla normativa che consente al Comune di Fossate di non interpellarci su questo tipo di centrali. Riguardo al resto,